Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi, cari amici delle stelle, nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo 7 aprile, giornata di metà settimana, ritorniamo a sentire cosa ci dicono le stelle oggi. Iniziamo dall'Ariete, ancora un giorno frizzante e pieno di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i vostri prossimi progetti, nuove idee, inviti e colloqui. La luna in sestile a Venere stimola iniziative e rinnovamenti in amore e nello stile di vita, quindi procedete di questo passo. Toro, la luna si ostina a insinuare ansie, ma dal cielo avete i vostri fan pronti a tendervi la mano. Esaltando la logica, ricordate, trionferà il buon senso. Assumete l'atteggiamento che vi è consono e così riuscirete a resistere a ogni tipo di imprevisto. Gemelli, una quantità di stimoli nuovi, contatti e sfide professionali vi inviteranno a tirar fuori la grinta e a dare sempre il meglio di voi stessi. Con la luna in Acquario siete in buona compagnia, belle occasioni per un mercoledì proficuo e divertente. Cancro, il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure, amici del Cancro. Ci sono molte cose che potreste fare ma non fate per contribuire a un buon clima lavorativo. Ringraziate per l'aiuto che vi viene dato e non siate eccessivamente critici per un piccolo errore. Leone, la stanchezza oggi si fa proprio sentire, il tono fisico è appesantito e anche la brillantezza e la lucidità appaiono in calo. Venere vi aiuterà a parare i colpi. Se la vita vi lancia indizi di ribaltamento, non potete sapere se il lato a cui siete abituati è migliore di quello che sta per arrivare. Vergine, anche se siete un po' in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere al posto vostro, intervenite nelle scelte economiche e familiari. Ascoltate i consigli di amici più grandi di voi, in questo momento l'intuito potrebbe ingannarvi. Bilancia, giornata felice questo mercoledì, buona intesa di coppia con il partner, amici simpatici da contattare e un ambiente gradevole nella vostra attività, grandi colpi di fortuna. La serenità a due è al sicuro e volendo non c'è niente che possa turbarla, allontanate quindi le nubi all'orizzonte. Scorpione, non spazientitevi se non tutto dovesse andare secondo i vostri calcoli, sono consigliate dolcezza e pazienza per evitare scontri con chi vi è vicino oggi. Evidentemente avrete notato che non bastano metodo e intelligenza, serve anche senso pratico per affrontare anche quell'imprevisto. Sagittario, la luna in Acquario alleggerisce le tensioni e vi permette di concentrarvi su ciò che vi sta veramente a cuore, come una vecchia amicizia ora un po' in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca ne risente pesantemente. Non sarà forse perché siete un po' troppo generosi? Capricorno, preferite affrontare il lavoro in solitudine, gestirlo come piace a voi secondo i vostri metodi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore finalmente riannoda i fili di un legame con una persona che un tempo ha contato molto per voi. Acquario, la luna nel vostro segno vi dà una marcia in più, alimentando la creatività e regalandovi occasioni vincenti. L'amore in più vi sorprende piacevolmente. Da una parte sul lavoro tutto fluisce, tutto scorre nella giusta direzione, in famiglia invece qualcuno vi rimprovererà per la distrazione. Pesci, grinta e dinamismo vi sorreggono soprattutto nella professione, dedicatevi alle cose lasciate in sospeso prima di mettere nuova carne al fuoco. Di giorno in giorno cambia sempre più e in meglio il vostro rapporto con il resto del mondo. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0